Sotto i riflettori una delle questioni più dibattute nella nostra società civile, i lavori pubblici. L'agrigentino Rino Lamendola, in qualità di vicepresidente nazionale del Consiglio degli Architetti, è stato a Roma in audizione all'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, con l'obiettivo di sbloccare gli affidamenti di progetti e servizi di architettura e ingegneria, rimasti fermi dallo scorso 24 gennaio a seguito della carenza di regole determinata dalla riforma sulle liberalizzazioni. Apprezziamo il prezioso lavoro svolto dall'autorità di vigilanza nella consapevolezza che la deliberazione in questione, coprendo un vuoto legislativo, individua un metodo per calcolare gli importi da porre a base d'asta e per scegliere le procedure da adottare per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Tuttavia riteniamo che, a regime, continua Lamendola, possano essere più razionalmente utilizzate le tabelle parametriche, che possono costituire un valido punto di riferimento anche per le amministrazioni pubbliche, scongiurando il rischio di alimentare un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti che non si coniugherebbe con il principio della trasparenza a cui si ispirano le direttive europee ed il codice dei contratti. Ha commentato così il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino Lamendola, con delega ai lavori pubblici, dopo la riunione del tavolo tecnico presso l'autorità di vigilanza che ha affrontato le tematiche relative all'affidamento dei lavori di servizi di architettura e ingegneria, dopo l'abrogazione delle tariffe sancita dal decreto sulle liberalizzazioni dello scorso 24 gennaio, convertito poi in legge. Nel corso dell'incontro l'autorità di vigilanza ha infatti illustrato i contenuti della deliberazione in questione, con la quale, in assenza di ogni riferimento tariffario, sono stati stabiliti criteri per calcolare l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.